innanzitutto riesci a spiegare una domanda all'uomo della strada, cioè come mai non abbiamo detto niente all'improvviso all'ospedale Cafoncello? Purtroppo si registra il decesso dell'anziana e ci sono 14 casi, di cui 12 abbiamo detto, cioè, sono positivi ma sono asintomatici, dato importantissimo. Cioè, noi non ci capiamo come mai all'improvviso lì. Vuol dire che qualcuno è venuto in contatto con il cluster di un'altra zona e quindi poi è arrivato No, lì. ma Cioè, guardi, lei che spiegazione si è dato o le hanno dato i suoi allora, se vuole dirigenti? che le dica cosa penso io, che il virus ormai è ubiquitario. E se vuole che Anche le io dica, penso se questo, vuole che le dica cosa francamente. penso io, che stiamo perdendo tempo a seguire piste che non ci servono più a Cioè non nulla. ci serve più a niente il paziente zero, questo è il concetto No, secondo me. ci sarebbe servito perché se fossimo stati nella fase primordiale avremmo isolato un focolaio. Tanto è vero che quella famosa ordinanza per l'isolamento dei 10 comuni lombardi e quello di Vo andava nell'ottica di dire è solo il caso qui, Quella cordone prima fase. sanitario e la chiudiamo così. La verità adesso che c'è la signora purtroppo che è deceduta di Treviso, che ha tutta una storia sua particolare, viveva in casa con delle badanti, vabbè andremo a capire, probabilmente le badanti hanno portato il virus, non lo si sa, sono positive, ma la signora potrebbe averlo preso in ospedale? Probabile, perché l'ospedale è un luogo nel quale molti virus si incontrano. Lei capisce che se stiamo qui a fare questi ragionamenti noi dobbiamo applicare le linee guida che prevedono ovviamente la verifica dei contatti e soprattutto la sanificazione dei reparti. Questo prevedono le linee guida. Allora.